Oh, dai, ammonisce Insigne perché lo ha richiamato con la toccato con la mano l'arbitro. Ma mamma mia. No. Cioè, Di Bello ci danneggia anche quando ammonisce Zaniolo, perché salta la prossima con l'Inter. Guardate. Va bene, amici bellini, si fa, però voi non vedete niente qua, perché meglio di no, credetemi, fidatemi, mi dispiace. Bravo Anghissà, dai, proprio spinto, ha buttato a terra, ah no, è schifezza, resta a terra. Signori, parliamo di schifezze. C'è libero a sinistra Zaleschi. Rivediamo, con calma la rivediamo. Per Zaniolo, si continua. Zanoli meglio di Zaniolo. Però mi fate rivedere questa cosa, per sfizio. Non la potete vedere voi, perché sennò Dai, non si può fare così. Resta qualche perplessità. Sta su Luis. Lozano sembra in vantaggio. Guarda, gli scarpesi pure la siete disonesti! Disonesti siete! E in anticipo Lozano, la spallata di Ibañez sembra essere sulla schiena. Ma non è la spallata, tu devi guardare il piede che si gira, il contatto col piede sinistro, guarda là. Siete anche incompetenti. Cambia idea e Di Bello, dai, Di Bello. Diceva un amico carissimo. Va bene dal vivo così, ma quando la guardi in televisione no, non la puoi sbagliare più, non la puoi giudicare male più. Non l'ho trovato la maglietta, lo sapete, vabbè. E chi stiamo a look prima perché poi si perché stanno leggermente perché poi c'è l'audio in sempre sullo stesso lato. Per ora Soterra è meglio. Bravo Lollo. Questo è uno dei migliori rigori che lui abbia mai tirato, perché l'ha angolata bene, l'ha tenuta bassa. Zanoli. Lozano vivace ma impreciso. Bisogna dire le cose come stanno. Vedi Mario Rui, acchiappa Mario Rui. Intervento di Mancini, la chiusura di va a terra Zaniolo. No, non c'era niente però. Signe di prima. Come gioca bene lo Botka. Recuperata. Vedi che c'è Lozano. Bella palla di Koulibaly. Ma perché Lozano, perché Osimhen è mezzo infortunato. Vedi che Mario Rui controllo destro deviato. Lozano ci mette la mano stoppa il calcio da non scherziamo. L'uno contro due, cerca spazio. Non scherziamo, Zaniolo, Bobotta. Poi arriva Bobotta. decisiva di Rachmani. Sì, Rachmani, sì, ma Bobotta è stato bravo. Vedo meglio anche Fabiano oggi, Zaniolo. Però volessi sapere se Meret ha parlato, se Meret gliel'ha chiamato. Niente, io avrei Paramount Plus. Malissimo. Dobbiamo fare una recensione. Malissimo fin quest'anno, proprio veramente male. Attenzione. Pellegrini, pallone contrastato e poi liberato. Attenzione ancora. Bravo Koulibaly. Fa anche a destra. Attenzione Insigne. Ma Mario Rui se lo arronza Zaniolo. È sempre molto isolato Osimhen, mamma mia. Vuole mandarlo al tiro. Mentre invece l'inglese probabilmente cercava uno scambio. Buono. Vai Lozzi. Bobotka, il recupero, vabbè, spettacolo. Bravo Koulibaly. L'anticipo di Koulibaly. Troppo, non te ne andare. Scarica, bravo. Un altro tackle. Palla profonda, troppo per Osimhen. Rui Patricio per no, vabbè, se ha ammonito Koulibaly per un fallo che ha subito. Ragazzi, Koulibaly, la squali, va bene tu. L'ha subito il fallo, prende i tacchetti sul ginocchio. Che la munizione fosse per proteste a Pellegrini, vediamo non ci posso credere, sono cose inammissibili. Meret, ma sei sicuro nessuno in barriera? Pellegrini è uno specialista. Va Pellegrini. Col destro. È chiaro che ha tirato a porta via la traversa. Va a centrare la traversa e poi il calcio d'angolo. Per Sergio Oliveira. Mario Rui si arronza Oliveira. Bravo Ciucchi, però Osimhen non c'era in aria. Frenata, rientra. Attenzione a Zaleschi, Meret. La parata di Meret.
Attenzione, facile, facile. Vai Zanoli, vai, bravo. Lobotka c'ha proprio lo strappo oramai. E si chiude così delle cose normali. Bella, buon primo tempo. C'è un po' di nervosismo finale, però io sono abbastanza soddisfatto. Ma non è finita per nulla. I like, quando finisce, voi potete lasciare i like. 2000? Sono 2000. Attenzione a Mkhitaryan, perché chi mi segue lo sa, già ve l'ho spiegato in altre sedi. Calma, bello lui. Buono Lozzi, ma Yossi, bravo. Segna per noi, gonfia. Bravo Anghissà. Sta in fuorigioco, sì, immediatamente in fuorigioco. La maglia di Ossi tirata così e danno il fallo a Ossi comunque, Mkhitaryan, lo sapevo che era pericoloso. Insigne. Bravo Lobotka. No, ma ammonito ancora. Cioè questi sulle scivolate prendono il pallone e vengono ammoniti. È una roba Altro fallo inventato su Lozano. Ragazzi, stiamo assistendo a un arbitraggio scandalosissimo. E ve lo dico al 54esimo. Fai uscire Koulibaly e metti Juan Jesus, se no già avete capito. Lobotka è infortunato, è la fine. Fabian si è addormentato, ecco qua. Rachmani gliela ridà. Koulibaly. Bisogna risistemarsi, quel centrocampo era fuori gioco netto di Pellegrini. Spalletti ha detto dagli un urlo. A chi gliel'ha detto? A Meret. Chiedo a voi nei commenti, perché io non lo so. Bravo Insigne. Da solo Abraham. Se l'era perso proprio. Rachmani se l'era perso. Bravo Lozzi. Qua forse sei caduto troppo facile. Tutti contro Lozano. Ammonite. Li voglio vedere spesso, le ammonizioni per simulazione. Gli mette la mano addosso. Dai, ammonisce Insigne perché lo ha richiamato con la toccato con la mano l'arbitro. Mamma mia. No. Bella gomitata in faccia. Non ha dato niente. È meglio ammonire Insigne che ha toccato la spalla dell'arbitro. Bello. Mamma mia. Ha colpito Mancini, ha messo colpo di testa di Mancini fuori. Qua bravo Mario Rui, la diagonale. Perché il Koulibaly deve lanciare così a caso? Perché abbiamo riconsegnato il centrocampo a loro? Molto meglio la Roma adesso, ma non è solo Mkhitaryan, noi abbiamo smesso di giocare. Abbiamo smesso di giocare a calcio. Lancioni, lancini. Guarda, non ammonisce a Zaniolo, fallo da dietro. Ma da Insigne che se ne va in dribbling. Poi si è asciugato il pallone. Vai Zielu. Bravo Koulibaly. Elmas. Cioè, Di Bello ci danneggia anche quando ammonisce Zaniolo, perché salta la prossima con l'Inter. Guardate. Elmas è di una freschezza atletica attenzione Rachmani, mamma mia Meret. Il Di Bello Mourinho show. Questo doveva essere. Chiedono rigori che non ci stanno, si fanno esperti. Osimhen su lissa. C'è confusione sul 5-3. 5-3-2 e i due sono Elmas e Mertens, credo, perché Zielinski sta più dietro. Mi dispiace per Zaniolo. Ogni volta che mette il piede a terra è la paura che c'è il crack, mi dispiace troppo assai. Fallo, signor arbitro. Rachmani, ma 8 minuti di Pellegrini in mezzo, Felix la lascia passare, Abraham. Vai! Sì, esatto! No, ma va bene, ragazzi. Così con l'1-1 giallo rosso. Stefano Shaarawy, terza rete in campionato. Piede
morbidissimi sull'azione del gol, tutti morbidi. Mo dobbiamo prendere il gol, Su questo grido di Spalletti, dove cazzo vai a Zanoli, perché non sia mai. Mo dovevamo prenderlo. Meret. Esce Meret che recupera in attacco. Ha dato il fallo a Mertens. Polemiche tra le due panchine proprio per la gestione di quella. Va bene, ne parliamo live. Ne parliamo live perché il primo tempo a me era piaciuto. Il secondo tempo proprio zero. Da New York Valero Fluido è tutto. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.